Ben ritrovati, rieccoci, ve l'avevo annunciato, l'approfondimento dedicato alla CGIL, parleremo della situazione economica, parleremo dei nuovi bonus di assistenza sanitaria, con tutte le novità per questo 2026 appena iniziato. Lo facciamo insieme a Mauro Visentin della CGIL Treviso, ben ritrovato, grazie per essere con noi. E insieme a noi poi abbiamo, per parlarci proprio di bonus e di tutte le novità di questo 2026, Rosita Battain, responsabile sportelli CGIL Treviso di EBAV e Sani in Veneto. Ben ritrovata, grazie per essere con noi. Allora, iniziamo subito con Mauro Visentin per fare un po' una panoramica di quello che potrebbe essere questo 2026 appena iniziato sul fronte economico, ma anche sui tanti fronti aperti a livello, parliamo di crisi aziendale. Avevamo fatto proprio un servizio in chiusura 2026 con Sara Pasqualin che ci aveva detto sarà un 2026 impegnativo anche per noi del sindacato, perché ci sono tanti fronti aperti. Beh sì, in effetti impegnativo come lo è stato il 2025, soltanto che andranno ad ama alcune scadenze e queste ovviamente legate un po' a una situazione economica che segna il passo e che non ha neanche con l'ultima legge di bilancio messo in campo delle risorse per investimenti e soprattutto non ha dato degli sviluppi, dei motivi di respiro ai lavoratori e ai pensionati, perché ovviamente la legge di bilancio ha privilegiato circa il 35% dei cittadini italiani e sono quelli più ricchi, che non sono certo quelli che lavorano come lavoratori dipendenti e nella maggior parte i pensionati. Un 2026 che tra l'altro incrocia le ultime novità internazionali che certamente non distendono la situazione, anzi la complicano. Se iniziamo a parlare ad esempio del costo dell'energia piuttosto che di situazione di export eccetera, e per cui le realtà che già sono in difficoltà seria potrebbero, come dire, non trovare o non vedere una soluzione a breve. Ci auguriamo che come dire, la situazione evolva nel suo complesso, ma soprattutto che si provi a rimettere al centro il valore del lavoro e soprattutto a rimettere al centro gli investimenti per poter agganciare anche come dire, quella economia che ci permette di rimanere nella fascia alta dei produttori, cosa che purtroppo da un po' di tempo ormai abbiamo come dire, iniziato ad abbandonare, per cui non siamo nelle condizioni di dire che siamo fra i produttori la famosa locomotiva d'Italia, la famosa locomotiva d'Europa eccetera. Ecco, il nostro territorio purtroppo non è più quel tipo di realtà, ma è una realtà che è in affanno e che vede tra l'altro, e chiudo, tutta una serie di altri fattori tipo i giovani che se ne vanno, che emigrano o all'estero o in altre regioni d'Italia, che non ci fanno prevedere una situazione che può migliorare. Ecco, anche la CGIA di Mestre, tra l'altro con gli ultimi dati del suo osservatorio, diceva proprio che il Veneto non sarà la locomotiva d'Italia, non più in questo 2026, superata dall'Emilia Romagna, mentre per quanto riguarda i giovani, mi aggancio, Visentin, a un'analisi di Confartigianato sugli territori youth friendly, quelli che hanno capacità di attrattiva per le nuove generazioni. Il Veneto si colloca al 3° posto, la Marca Trevigiana al 14° posto. Diceva però il presidente di Confartigianato, Marca Trevigiana, Armando Sartosi, c'è molto da fare perché i giovani cercano esperienze altrove, guardano altrove, non perché non stanno bene nella loro terra, ma perché c'è molta incertezza in Italia e perché soprattutto, diceva, ci sono salari ancora troppo bassi.
Ci sono salari ancora troppo bassi, ci sono tanti salari ancora, tanti contratti ancora da rinnovare e noi pensiamo che quando si rinnovano i contratti i salari devono essere adeguati anche al costo della vita, perché in alcuni casi anche nei contratti rinnovati nel 2025, cosa che la CGIL si è rifiutata di sottoscrivere e di firmare, i salari sono ovviamente inferiori all'aumento del costo della vita, pertanto abbassando in maniera automatica il potere di acquisto dei lavoratori. E dall'altra parte io ci aggiungerei anche un'altra questione, che questo è un territorio povero di servizi per i giovani, per le giovani coppie, di servizi per i cittadini in generale e qua servono ovviamente gli investimenti da parte della politica. Anche qua noi abbiamo chiesto alla politica di impegnarsi. Ci auguriamo che questo come dire, nuovo Consiglio regionale sia più attento anche alle necessità del territorio. Però se i musicisti rimangono gli stessi mi sembra che è difficile cambiare la musica e comunque noi pensiamo insomma, che devono essere in qualche maniera incalzati perché si comincino a mettere sul campo veramente dei servizi a disposizione come dire, delle giovani coppie, dei giovani lavoratori, in modo che possano rimanere nel territorio, asili nido, scuole materne e scuole medie e scuole elementari con il tempo pieno e tutta una serie di altri servizi che possono essere utili a conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. Poi parleremo anche di finanziaria, perché l'ha buttata lì Mauro Visentino, ma andremo ad approfondire cosa non va bene. E abbiamo però una telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Prego. Niente, io volevo fare come si dice, una domanda in termini di bonus tipo il fotovoltaico. Sì, Non non so se siano questi i bonus di cui parliamo oggi esattamente. Proviamo comunque a chiedere la domanda, poi eventualmente le indicheranno a chi rivolgersi, magari proprio allo... Okay. Intanto provi a fare la domanda. Sì, allora, niente, mi risulta che allora, io ho una situazione di questo genere qua. Praticamente io convivo con mia madre, che è naturalmente alla sua età, e per avere lo sgravio fiscale del 50% mi sono assunto l'onere finanziario di pagare il fotovoltaico sul tetto. Però non essendo, diciamo, non lo so, questo era questo che non era chiaro. Non lo posso detrarre al 50 ma al 36 perché io non ho nessun diritto nell'abitazione in cui risiedo da quando sono nato praticamente e volevo capire se era effettivamente vera questa cosa qua oppure no. Ti faccio Mauro, sì, proviamo. Allora, la finanziaria ha modificato il contributo che viene dato ai cittadini che investono nella miglioria sotto l'aspetto del recupero energetico, sì. attraverso il fotovoltaico, ma anche attraverso ad esempio il cappotto sulla casa, attraverso tutta una serie di altre attività che vengono fatte per il recupero energetico. Certo. Però questo è rivolto al 50% per quei cittadini che sono proprietari della loro prima casa. Se lei non è proprietario diventa o è proprietario in parte perché quella non è la sua prima abitazione, in quel caso il bonus non è più al 50% ma è al 36%. Però per avere un quadro più preciso io la inviterei di recarsi presso un ufficio dei nostri CAF nella provincia, ce ne sono circa 18 sedi dove c'è il CAF della CGIL. Naturalmente espongo la mia situazione e loro mi daranno tutti. E là le daranno la informazione più precisa e possono verificare anche attraverso le visure catastali se ricade nel primo caso o nel secondo caso.
No, ma il fatto è che quello che mi stupisce è che io sono figlio unico e mia madre è vedova. Risiedo con lei da 50 anni ed è la prima casa per lei e naturalmente anche per me e temo di non poter godere del 50% ma il 36% perché non ho nessun titolo di proprietà in questa casa qua. Potrebbe essere no, questo lo... Sì, ma guardando bene c'è la parentela fino al terzo grado. Io sono di primo grado, la mia residenza che è da 50 anni in questo coso qua, sono figlio unico, quindi erede universale, non so chi potrebbe avere più diritti di me. Cioè, non so se mi sono spiegato. Per la legge questo non basta, perché bisognerebbe che... dovrei avere un diritto reale di godimento, più diritto reale di godimento di questo che le ho elencato. Penso che insomma sia difficile anche da... Io ovviamente non ho fatto la legge e la conosco per quello che abbiamo letto su come dire, i report della finanziaria, però ripeto, se si reca uno dei nostri CAF, senz'altro verificheranno anche attraverso la visura catastale com'è possibile fare per avere il maggior come dire, beneficio possibile da una legge che è stata cambiata proprio quest'anno. Grazie. Benissimo, grazie a lei e buona continuazione. Grazie anche a lei, grazie a Mauro Visentini per queste indicazioni. Allora veniamo ai bonus di questa puntata nello specifico. Rosita Battain. Per quanto riguarda EBAV, che novità ci sono in questo 2026? Intanto un quadro generale. Allora, EBAV, che è l'acronimo di Ente Bilaterale Artigiano Veneto, quindi un ente che si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano in modo trasversale per tutte le categorie coinvolte, quindi metalmeccanici, orafi, odontotecnici, il tessile, le tinto lavanderie, gli occhiali, la chimica, il vetro, la ceramica. Lo dico perché magari qualcuno può sentirsi escluso e non interessarsi a questi servizi. Invece, continuando il nostro elenco, la concia, gli alimentaristi, i panificatori, il legno, la comunicazione, gli acconciatori e gli estetici, le imprese di pulizia, il trasporto merci, il trasporto di persone e i marmisti possono godere di alcuni bonus o di prestazioni, se non vogliamo andare sul bonus nello specifico, alcune delle quali sono trasversali, sono per tutti i settori che ho appena enunciato, alcune invece sono specifiche. Quelli più generali per tutte le categorie sono svariati e interessano varie aree tematiche. Interessano la casa, se guardiamo, o la proprietà della casa in generale. Se guardiamo il D01, ripeto che vale per tutte le categorie, e si chiama calamità naturale dipendente. Questo si attua quando per una questione di tempo, di temporali, di buster come quelli che si verificano negli ultimi periodi purtroppo, si hanno dei danni a casa. Può essere il cancello che non si apre più, un elettrodomestico che viene fulminato, ahimè, da eventi particolarmente intensi meteorologici o un'alluvione in casa, le questioni più frequenti che abbiamo gestito. Ecco, sappiate, cari lavoratori dipendenti dei settori artigiani, che potreste aver diritto, se documentato questo evento e legato a eventi atmosferici avvenuti appunto nella vostra zona, aver diritto ad un rimborso piuttosto consistente che va a coprire fino al 20% del danno subito, anche se foste coperti da altra assicurazione privata. Questo è legato al contratto di lavoro, è un welfare, mettiamola così, contrattuale,
che siamo riusciti con accordi bilaterali a portare a casa. Poi c'è il D11M, la maternità e la paternità, che viene diciamo aiutata in qualche maniera ulteriormente da EBAV con un contributo di 500 euro per tutte le mamme che lavorano nel settore artigiano, oppure per i papà che abbiano il coniuge a carico, oppure che abbiano fatto almeno 90 giornate di paternità facoltativa. Poi c'è un servizio che si chiama D12, il consolidamento della professionalità. Tutti i lavoratori del settore artigiano, raggiunto il requisito minimo, quindi la maturazione di almeno 3 anni di lavoro nella propria azienda al 31/12/2025 e almeno 5 nel settore di appartenenza, possono mettersi in lista per chiedere il contributo di professionalità che, a seconda della categoria, andrà da un minimo di 500 euro lorde fino ad un massimo di 1000 euro. Per il settore trasporto merci addirittura ce ne sono 2, uno di 500, il primo, e l'altro, la professionalità bis, che si matura con almeno 8 anni di servizio nello stesso settore, è di 1600 euro. Quindi sono tutte diciamo aiuti consistenti anche della retribuzione che migliorano in qualche modo le condizioni dei lavoratori. Andando avanti con i servizi di EBAV nuovi del 2026, questo mi preme dirlo, anche questo è per tutte le categorie, c'è l'integrazione per la sospensione lavoro. Allora, siamo appena usciti dal 2025 e sappiamo che il 2025 ha lasciato alle spalle situazioni di crisi, di fermi lavorativi, di sospensioni di lavoro. Ecco, per tutti i lavoratori che abbiano maturato almeno 10 giornate a partire da aprile 2025 fino al 31/12/2025 di sospensione di lavoro, c'è appunto il modello D34 che aiuta ulteriormente con quote prestabilite a seconda delle giornate di effettiva sospensione i lavoratori. Si parte da 100 euro con un minimo di 10 giornate fino a 300 euro con un massimo di giornate che ci direte, insomma il totale di giornate che avete fatto. Poi c'è un altro sostegno per tutte le categorie che è il D51, va a sostenere ulteriormente, oltre alla NASPI eventuale, i lavoratori che sono stati licenziati nel 2025. È un contributo importante perché è un contributo che dura 20 settimane al massimo e sono 7,50 euro al giorno, una diaria di 7,50 euro che si aggiunge alla NASPI normale e che però va richiesto perché diversamente non è un servizio che si attiva in automatico. L'altro servizio che vale per tutte le categorie è il D55, un sostegno per tutte le famiglie e i genitori che hanno figli minori con patologie gravemente invalidanti. Molto spesso quando facciamo l'incontro con i lavoratori si sarebbe tentati di fare un elenco veloce e di dire diciamo dei servizi legati ad altre tematiche, ma so che ogni volta che nomino questo servizio sicuramente qualcuno mi fa la domanda e mi chiede delle specifiche perché appunto magari si trova in questa condizione. Ecco, sappiate che anche per queste famiglie ci sono degli importanti aiuti che non risolvono il problema, ahimè, ma che danno una mano a queste famiglie.
Poi c'è il D56 sempre per tutte le categorie, che è la disoccupazione post contratto a termine, per tutti quei giovani di solito, ma anche meno giovani che abbiano avuto nel 2025 un contratto a termine e l'abbiano appunto esaurito, possono fare la richiesta e ottenere il contributo rispetto e proporzionato rispetto al tempo della durata del contratto a termine. Ce n'è un altro che è molto interessante, che è stato fortemente voluto in modo bilaterale, proprio perché anche questo tocca un argomento sensibile sia per le giovani coppie sia per chi è single, che è l'acquisto della prima casa. Per tutti coloro che hanno meno di 45 anni e hanno acceso un mutuo o un finanziamento per l'acquisto della casa principale, siano essi in coppia o singoli, purché lavoratori artigiani dipendenti, possono richiedere e ottenere fino a 1.200 euro di contributo acquisto casa principale. E poi ci sono i vari sussidi per i figli che studiano, sempre questo trasversale per tutte le categorie. Allora, noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità e poi andremo nello specifico sul bonus elettricità. Questo però riguarda una categoria nello specifico e ne parliamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, stavamo parlando prima della pausa pubblicitaria delle nuove prestazioni di EBAV con le novità del 2026. Rosita Battaina ha fatto una panoramica generale soffermandosi su quelle che sono le novità per tutte le categorie a cui fa riferimento EBAV. C'è poi un bonus energia che riguarda un settore in particolare. Solo e unicamente per i lavoratori metalmeccanici artigiani c'è per quest'anno il D26 che si chiama bolletta energia. Non serve conservare nessuna traccia di bollette dell'energia, sia esse gas o elettriche, nello specifico, ma avere un ISEE pari o inferiore ai 23.000. Parliamo di ISEE 2026, quindi tutti coloro che nei primi giorni di gennaio o insomma c'è tempo fino al 30 di giugno, quindi affrettatevi lentamente, insomma prendete appuntamento presso i nostri CAF per fare l'ISEE e provate a vedere se il vostro ISEE appunto è pari o inferiore a 26.000, potete contattarci e fare la domanda perché il bonus è di 200 euro. Quindi l'unico requisito è quello dell'ISEE. Sì. E nel momento in cui si richiede il bonus ci sono le bollette non servono e quindi che cosa serve presentare? Solamente l'ISEE? Allora c'è un modulo da compilare con i propri dati, fondamentalmente l'attestazione che siamo proprio lavoratori del settore metalmeccanico della ditta specifica, e questo è tutto quello che ci viene richiesto. Ricordiamo il bonus di? D26 si chiama, D di Domodossola, 26 come numero, bollette energia elettrica. Importo di? Importo di 200 euro. 200 euro che fanno sempre comodo al giorno d'oggi. Rosita, quali sono le domande più frequenti che arrivano ai vostri sportelli e poi se abbiamo anche delle statistiche sul numero di accessi, chiaramente ormai riferite al 2025? Allora, noi siamo molto contenti e soddisfatti di come è andata per i nostri sportelli e per i nostri sportellisti, che come diceva Mauro prima sono circa 18 in tutto il nostro territorio, in tutta la provincia, perché abbiamo avuto molti contatti. Per quanto riguarda San in Veneto abbiamo gestito circa 5.500 domande. Per quanto riguarda EBAV, diciamo che i lavoratori quando vengono a richiedere San in Veneto di pari passo
vengono informati anche per i servizi EBAV e quindi di conseguenza è molto, corrisponde più o meno. esatto, è molto corrispondente. Quindi gli accessi sono stati svariati. La modalità di contatto può essere la modalità di appuntamento diretto, quindi fisico, se la persona ha piacere di venire presso uno dei nostri sportelli, oppure anche un contatto telematico, insomma, tramite le nostre mail. Le prestazioni che ci sono state maggiormente richieste o che abbiamo avuto modo di richiedere maggiormente ai fondi, soprattutto per Sani in Veneto, riguardano le prestazioni per esempio fisiatriche, tutte le terapie legate alle visite fisiatriche, quindi tutti i trattamenti fisioterapici. Non è da lasciare per ultimo tutta la questione legata alle visite psicologiche, quindi al benessere psicologico del lavoratore e del suo nucleo familiare, perché poi Sani in Veneto può essere estesa anche come garanzia ai familiari con Sani in Famiglia e quindi coprire anche eventuali coniugi o conviventi more uxorio o addirittura i figli sotto i 30 anni. E poi anche svariate domande su tutte le visite specialistiche possibili e immaginabili. È molto coperta, diciamo, Sani in Veneto. Ecco. L'ho già anticipato, ma vediamo di approfondire di che cosa si tratta. Sani in Veneto è un fondo sanitario per gli artigiani, quindi rimaniamo nel campo degli artigiani, e ha già anticipato alcuni campi sui quali interviene Sani in Veneto, ma in generale di che cosa si occupa? Allora, Sani in Veneto è un welfare contrattuale bilaterale che copre una serie di prestazioni sanitarie per i lavoratori dipendenti. È molto importante perché dai dati che abbiamo il lavoratore riesce a recuperarsi parte della propria retribuzione nello specifico. Per quanto riguarda tutte le domande che sono state fatte nel 2025, abbiamo visto che rispetto al tema sanità vengono recuperati più del 50% delle spese fatte. C'è un caso che normalmente citiamo spesso, che forse se ci sta guardando insomma si riconoscerà. È un signore che ci ha incrociato a maggio del 2025 e non sapeva di avere questo tipo di copertura, Sani in Veneto, a cui abbiamo recuperato insomma, gli ultimi 2 anni di spese mediche e abbiamo fatto circa una 50ina di richieste. Questo signore per le prime 13 richieste si è portato a casa 1.300 euro. Quindi quando parliamo di settore artigiano, sapere che si può recuperare cifre così importanti diventano insomma, un sostegno considerevole, anche perché se fatte nelle tempistiche corrette sono recupero effettivo di retribuzione, quindi al netto di qualsiasi altra tassa, sono netti. Se invece fatto l'anno successivo, diciamo ce lo recuperiamo lo stesso, ma con una tassazione ulteriore perché non legato alla retribuzione dell'anno diciamo di competenza, ma cifra erogata da un ente come se fosse una vincita, come se fosse altro dalla retribuzione. Quindi è importante, vorrei dare questo messaggio ai lavoratori, il fatto di chiedere puntualmente la restituzione, diciamo, della prestazione sanitaria pari pari a quando si fa proprio la prestazione. Non so se sono stata chiara, provare ad essere
più puntuali possibili nella richiesta. Diciamo. Quasi si contemporanea. Fa la prestazione e si chiede poi il rimborso. Esatto, perché questo consente di diciamo, vivere al meglio lo scopo per cui è nata questa prestazione, il recupero della retribuzione. Non dobbiamo dimenticarci che questi sono tutti strumenti contrattuali che appunto il sindacato ha messo a disposizione dei lavoratori per recuperare retribuzione. Recupero di retribuzione, quindi non è un qualcosa di magico, un qualcosa che è slegato a tutto quello che comprende il contratto di lavoro, ma è qualcosa che ci recupera retribuzione. È chiaro che se io spendo 100 euro della mia retribuzione di gennaio 2026 e mi recupero la spesa al 50%, esentasse, e poi ho la possibilità con il 7,30 2027 di recuperarmi l'altro 19%, quella spesa di 100 euro mi è costata 30 alla fine e 70 me li sono riportati a casa. Posso rispenderli, posso risparmiarli, posso metterli a capitolo per altro. Non mi sembra poco, insomma. Ecco, è importante ricordare che appunto quello che non è stato rimborsato è poi detraibile in fase di dichiarazione dei redditi. Certo. Tutto quello che non si riesce a recuperare tramite Saninveneto si può richiedere l'anno successivo, sempre se rientra nei limiti di spesa e quant'altro, con il 7,30, quindi recuperarci l'altro 19%. Ecco, tutte le prestazioni possono essere in qualche modo rimborsate? Allora, Saninveneto rimborsa più di 3.600 voci sanitarie. Io ho avuto molto difficoltà nello spulciare qualcosa che non rientri nelle prestazioni Saninveneto. Hanno coperto veramente le cose più svariate e quello che non era coperto, grazie al lavoro degli sportellisti che mantengono sempre ovviamente aggiornate le richieste che vengono dai lavoratori e se ne fanno tramite a Saninveneto, sono state coperte in un secondo momento oppure in fase successiva. Quindi veramente è difficile che un lavoratore non recuperi nulla di tutto quello che ha fatto, di tutte le visite che può fare. Poi tra l'altro è stato rinnovato anche per il 2026 tutto un pacchetto di prevenzione che per i lavoratori artigiani di tutto il Veneto e quindi anche per i lavoratori artigiani della nostra provincia è gratuito. L'altro anno c'erano 4 visite specialistiche che noi potevamo andare a fare presso le 2 ULSS che in questo momento sono convenzionate, ULSS Berica e ULSS di Vicenza. Speriamo che anche l'ULSS Marca di Treviso firmi, diciamo, aderisca a questa iniziativa, perché questo porterebbe ai 38.000 lavoratori della nostra provincia un beneficio non indifferente. In queste 2 ULSS potevano essere fatte 4 visite specialistiche completamente gratuite. Faceva parte di una campagna di prevenzione ed era una visita cardiologica con l'ECG, ecocardiogramma. Ecco, scusate, non sono un medico, si vede. Poi c'era la visita per le donne, la visita che partiva dall'8 marzo proprio in occasione anche della festa della donna ed era la visita mammografica. Poi c'era un capitolo per gli uomini invece di contro con la visita andrologica e poi c'era la visita fisiatrica. Ecco, dobbiamo per forza di cose stare male per fare prevenzione? No, ed è quello che abbiamo provato a mettere a capitolo anche in Saninveneto, visto che anche la CGIL è socio fondatore di Saninveneto. La fermo un attimo solo per un chiarimento, perché magari può essere il rimborso può essere chiesto
per qualsiasi prestazione in qualsiasi ULSS, non solo nelle due ULSS che hanno, cioè se io mi faccio una prestazione ad esempio in ospedale a Treviso che non ha sottoscritto, posso avere comunque il rimborso? Sì, allora io posso avere il rimborso del ticket, Certo, io posso andare sì. ovunque a farlo. Ecco. Nelle due ULSS convenzionate potevamo spendere il pacchetto di cui ho appena parlato. In più c'è un'altra questione importante. Ogni lavoratore artigiano deve scaricarsi le card che gli spettano, sono due, la card rossa e la card blu. La card rossa dà diritto a ciascun lavoratore del settore artigiano ad uno sconto, poco o tanto dipende dalla convenzione che quel centro privato ha fatto con San in Veneto, ad uno sconto diretto sulla fattura o sull'emissione, insomma sul costo della prestazione. Ci sono tantissimi centri convenzionati, può essere un centro ottico, può essere un dentista, può essere il più svariato. La card rossa dà diritto nel momento in cui viene esibita, intanto è nominativa e può essere usata solo da quella lavoratrice o da quel lavoratore, ma dà diritto, vorrei spiegarlo bene questo concetto, perché poi quando lo diciamo al lavoratore o alla lavoratrice, insomma, lo riescono a spendere nel modo migliore possibile. Dà diritto ad uno sconto diretto. Faccio un esempio, mi compro un occhiale, le lenti, perfetto, vado da un ottico convenzionato, l'ottico vede che io ho la card rossa con me, perfetto, anziché pagare 100 mi fa pagare subito 90 perché quell'ottico è convenzionato e perché io sono un lavoratore artigiano che ha la card rossa. Quei 90 euro posso poi richiederli a rimborso a San in Veneto? Sì, poco o tanto me li rimborsano. Se rimane una parte non rimborsata, posso portarla al 7,30 in detrazione l'anno successivo? Sì, quindi per alcuni di noi gli occhiali vengono gratuiti. Mi sono spiegata? Spero di sì. Sì. Ecco. Era importante questo aspetto. È importantissimo. Poi abbiamo anche una card blu. La card blu serve invece per tutte le visite, le prestazioni che si fanno presso il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco perché prima mi auspicavo che questo 2026 apra, diciamo, le porte anche ai lavoratori trevigiani della convenzione della nostra ULSS, perché come dicevo non siamo pochi, siamo 38.000 e non avere la convenzione attiva presso la nostra ULSS non ci permette di avere per esempio lo sconto sul ticket oppure non ci permette di andare via senza portafoglio. Se la prestazione, se il ticket che devo pagare per un esame del sangue per esempio è di 36,15 euro e San in Veneto mi rimborsa direttamente 36,15 euro di prestazione, nel momento in cui l'ULSS dovesse aprire la convenzione, il lavoratore potrebbe andare via solo con la sua card blu e non pagare una lira, perché c'è uno sconto diretto immediato tra prestazione e pagamento. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? 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 Sì, buongiorno, la sentiamo lontanissimo, ma prego. Io avevo già chiamato 10 minuti fa. Sì. Per un intervento al pronto soccorso. Sì. Che mi hanno fatto pagare nonostante io abbia 66 anni. La sentiamo lontanissima. Provi a parlare un po' più vicino, se al viva voce, perché non riusciamo a capire nulla qui in studio. Io ho avuto un intervento al pronto soccorso. Sì. Ho fatto il corso al pronto soccorso di un'infezione per un taglio al dito, presentato con la febbre a 38,5 di sabato sera, dunque c'era festa domenica e anche il lunedì,
e mi hanno fatto pagare il pronto soccorso 78 euro di prestazione. Devo pagarlo o no? Allora, la prestazione sì va pagata, questo non c'è dubbio. Poi se lei è un lavoratore artigiano, dipendente, possiamo fare una verifica rispetto alle prestazioni legate a quel ticket, legato all'ingresso appunto al pronto soccorso, perché il pronto soccorso, le prestazioni legate al pronto soccorso sono molto particolari e vanno così gestite caso per caso. Quindi ci contatti tranquillamente e proviamo a andare nello specifico per la sua situazione. Intanto però va pagato il ticket. Il ticket va pagato. Nonostante che io sia pensionato, deve pagare lo stesso il ticket, 66 anni? È pensionato. È pensionato. Se è andato in codice bianco, purtroppo sì, non c'entra la pensione, a meno che non abbia delle esenzioni precedenti, ma il codice bianco del ticket del pronto soccorso prevede che il ticket venga pagato. Ma nonostante uno si presenti di sabato sera dove non ha alternativa di andare con la febbre a 38 e un'infezione già in atto? Adesso sento male, non ho capito, però ripeto, tutte le condizioni, provi a lasciare il numero di telefono qua in redazione, casomai ci sentiamo più tardi e vediamo di capire bene la sua situazione e la sua condizione. Ok. Grazie Mauro. Noi abbiamo pochi minuti, però mi sembra importante sottolineare quelle che sono le novità nel 2026 per quanto riguarda le scadenze di San in Veneto. Rosita, facciamo un passaggio su questo. Volentieri, anche perché se no rischiamo che i lavoratori rimangano legati a diciamo al codice, il regolamento precedente che era in vigore appunto fino al 2025 e invece nel 2026 le scadenze per poter presentare le domande di rimborso sanitarie saranno modificate. Prima avevamo 2 anni di tempo rispetto alla data della prestazione, potevamo andare indietro di 24 mesi, invece adesso potremo presentare tutto l'anno in corso, dall'1/1 al 31 del 12 dell'anno in corso, e le prestazioni fatte nell'anno di riferimento, supponiamo 2026, avremo tempo fino al 30 di aprile 2027 per chiederle e ottenerle. Quindi è una modifica molto importante perché si rischia che se noi guardiamo per il futuro stiamo tranquilli, ma se noi guardiamo per il passato vuol dire matematicamente che tutte le prestazioni 2025 vanno presentate entro 4 mesi. Mentre prima avevamo la possibilità di fare una prestazione a febbraio 2025 e aspettare fino a febbraio 2027 per chiederla e ottenerla, mentre adesso abbiamo 8 mesi in meno per poterle. Ed è per quello che lei suggeriva di farlo nell'immediatezza, quindi si fa la prestazione e nell'immediatezza si chiede poi il rimborso. Mauro Visentino, un passaggio veloce perché lo avevo anticipato su questa finanziaria che non vi convince. Beh, no, abbiamo fatto anche uno sciopero il 12 di dicembre scorso proprio perché questa finanziaria, come dicevo prima, non prevede risorse per investimenti e per il rilancio dell'economia e per intervenire anche in tutte quelle realtà in cui come dire, le difficoltà si sono palesate e pertanto ci troviamo con le crisi aperte nei luoghi di lavoro, con le persone a casa in cassa integrazione o addirittura con il rischio del proprio posto di lavoro. L'altro aspetto, quello che ovviamente non condividiamo, è la riduzione dello scaglione IRPEF
al 33% del 35%, perché quel tipo di riduzione di fatto, anche se il governo continua ad ostinarsi a dire che privilegia il ceto medio, di fatto per la provincia di Treviso ha un beneficio per circa il 30% dei cittadini della provincia. Vuol dire che il 70% dei cittadini della provincia di Treviso non è ceto medio. E allora ci dicano che siamo un popolo di miserabili e pertanto rispetto a questa situazione bisogna intervenire con altre modalità. Io credo che bisogna rimettere gli scaglioni in modo che ognuno paghi in base al proprio reddito e soprattutto che si allarghi la base imponibile facendo rientrare anche altri redditi e non soltanto quelli da lavoro dipendente o da pensione, che sono gli unici che sostengono dopo le spese di questo paese, e soprattutto che si inizi ad andare a utilizzare le risorse che ci sono per rimettere a disposizione dei lavoratori servizi soprattutto per i giovani, le giovani coppie, i giovani cittadini e dall'altra parte per gli anziani, per quella società che sta sempre più invecchiando e che molto spesso si trova a essere, sostenuta soltanto dai familiari quando lo possono fare o abbandonati a se stessi. Un'ultimissima notizia, il 14 gennaio voi della CGIL insieme a CISL e UIL sarete a Montebelluna per questa fiaccolata per la sicurezza sul lavoro in ricordo di Mattia Battistetti ma di tutte le vittime. Non solo perché Mattia Battistetti, o meglio probabilmente la sentenza del 22 di gennaio sarà, l'udienza sarà quella che darà la sentenza definitiva del processo, ma perché la questione della sicurezza sul lavoro è un tema che noi non vogliamo dimenticare e abbandonare. Ricordo che in Veneto nel 2025 sono morti 87 persone, 12 nella provincia di Treviso, uno purtroppo nel 2026 ha già inaugurato questa tragica classifica in provincia di Padova, e vorremmo invece che risorse, attenzione e cultura venisse proprio focalizzata rispetto alla sicurezza sul lavoro, per cui diamo appuntamento a tutti quanti, ma dopo ci sarà una modalità assieme a CISL e UIL di pubblicizzare meglio questa iniziativa il 14 gennaio alle 17 a Montebelluna per una fiaccolata per la sicurezza sul lavoro. La partenza sarà dal Duomo alle 17 e poi ci saranno gli interventi dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL in Piazza d'Armi. Con quest'ultimo appuntamento chiudiamo questa diretta. Io ringrazio Mauro Visentin, CGIL Treviso, grazie a Rosita Battaina, responsabile sportelli CGIL Treviso per EBAV e Sani in Veneto. Ringrazio la mia regia, naturalmente ringrazio voi e vi lascio a Casa Pappagallo la ricetta del giorno e poi alle 16:20 il film Nelle tue mani. Buon proseguimento di giornata a tutti, grazie.